Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Riapre dopo 7 anni l'ospedale di Praia a Mare. Cittadinanza e rappresentanti politici in festa per l'ultimo atto di una battaglia estenuante, in attesa che l'azienda sanitaria ripristini un'efficace assistenza sanitaria nell'area del Tirreno cosentino. Il governatore Oliverio chiede a gran voce la rimozione del commissario Scura. Gianluca Pasqua, sentiamo. Una battaglia lunga 7 anni, fatta di proteste, fiaccolate, polemiche e un iter giudiziario caratterizzato da 3 sentenze favorevoli del Consiglio di Stato. Dal 2010, anno in cui nel nome della razionalizzazione e della riorganizzazione della rete ospedaliera si decise di chiudere e riconvertire il nosocomio di Praia a Mare, si è aperta una lunga fase conflittuale, durante la quale cittadini e rappresentanti istituzionali del territorio hanno provato a far valere le proprie ragioni. Adesso è arrivato finalmente il momento di festeggiare. Con 7 anni in più sulle spalle, il peso dei disagi e disservizi subiti e il riconoscimento dell'errore commesso da chi ha privato la popolazione del presidio sanitario. Questo ospedale non doveva essere chiuso. La pacca sulle spalle del sindaco di Praia a Mare Antonio Praticò è emblematica della vicinanza del governatore e dei rappresentanti delle istituzioni locali e dei cittadini che si sono presi una rivincita importante. A loro va un ringraziamento. È stata una battaglia che ha visto in prima linea il sindaco di Praia, Antonio Praticò, che ha visto la popolazione di Praia, il sindaco di Tortora, gli amministratori locali di tutta la zona. Dimostreremo a chi non aveva fiducia in questa struttura quanto amore dobbiamo sempre avere. Poi il governatore lancia l'ennesimo attacco alla gestione commissariale, rea di aver aumentato il numero dei calabresi che scelgono di curarsi fuori regione, allungato le liste d'attesa e aumentato i costi della sanità regionale. L'affondo di Oliverio è più deciso che mai. Chiedo al Ministro della Sanità di assumere immediatamente, non c'è più tempo da perdere, un provvedimento che rimuova questa situazione intollerabile. Bravo! Intollerabile! E io la mia terra voglio servirla! E se non lo sarò messo nelle condizioni di farlo, mi legherò davanti a Palazzo Chigi e parlerò all'Italia di questa vergogna! Parlerò all'Italia di questa vergogna! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!